Affrontiamo l'emergenza con la continuità di un impegno che il Presidente Zaia ha voluto confermati nei propri assessori e anche appunto nelle deleghe più delicate. Questa continuità ci dice anche che la strada che finora abbiamo intrapreso è stata una strada buona, di buona organizzazione. Per arrivare alle scuole ricordo che noi a luglio scrivemmo delle linee guida, scritte peraltro dall'ufficio scolastico regionale, quindi il Ministero sul territorio che con noi ha voluto dare istruzioni per l'uso ai presidi, per aiutarli ad accompagnarli, e c'era anche il tema dei trasporti che avevamo anche con la collega De Berti sottolineato da subito, ignorato dal governo centrale. Preoccupazioni tante, perché mi pare che queste decretazioni d'urgenza domenica sera con un costume che è sbagliato a mio avviso, le cose vanno programmate, progettate, non è vero che siamo in un'emergenza continua, sappiamo di essere in una situazione di emergenza e di crisi da gennaio dell'anno scorso, quindi già di quest'anno, quindi significa che non si può affrontare sempre con il sensazionalismo. Mi pare anche che non ci sia lucidità nell'affrontare i problemi. Se il problema è quello dei trasporti, va affrontato il tema dei trasporti, non si dice alle scuole iniziate alle 9 perché il problema non si sposta. Infatti il Presidente della Regione Veneto ieri ha detto: non sono d'accordo con gli orari sfalsati, preferirei magari fare un giorno sì, un giorno no a scuola. Lei conferma questa posizione? Assolutamente, è una posizione che il Presidente Zaia ha tenuto di grande buonsenso e logica, mi viene da dire. Peraltro poggia sulle linee guida, e il Presidente lo sa perfettamente, sulle linee guida di cui parlavamo, cioè quelle dell'ufficio scolastico regionale. Si era detto fin da subito. Scuole elementari e medie, cioè primaria e secondaria di primo grado, in presenza, perché sono bambini e non è possibile né tenerli a casa da soli né non avere l'insegnante davanti. Secondarie, quindi anche scuole della formazione professionale, il primo anno e il quinto devono stare in classe, perché il primo si entra a scuola in una comunità nuova, il quinto devi preparare o gli anni di uscita, l'esame o la qualifica. In mezzo c'è il mondo della didattica a distanza, tutta la parte teorica si può fare a distanza, i laboratori si devono fare in presenza, avevamo anche detto si può fare una rotazione. Queste sono cose di buon senso di chi ha uno spirito pratico, cosa che non alberga nella testa dei governanti centrali.